Eder. Mac. Pallister. Se ancora non è del tutto certo ciò che accadde il fatidico 14 dicembre, non lo è di sicuro ciò che accadde la mattina del 13, quando la coppia di coniugi oltrepassò il confine sloveno varcando la frontiera alle 10:27. Però molto comincia a delinearsi su ciò che accadde dopo le 16:08, quando la coppia superò dalla Slovenia il valico stradale per rientrare a Trieste. Sì, certo che si sa che la sera andarono a cena a casa degli amici rumeni, ma ora appare quanto mai indispensabile sapere cosa fecero tra le 18 e le 19 del 13 dicembre. Perché? Ricordo che il giorno 14, quando sono arrivata in pescheria alle 7:50, ho notato che c'erano dei coltelli messi sul bancone ordinatamente e in fila. Erano coltelli già affilati e quelli da affilare non c'erano. La cosa mi è sembrata strana perché era troppo presto e anche perché Seba, come dicevo prima, veniva sempre verso le 8:30 o verso le 9. Ora, la mattina del 14 dicembre, è chiaro che Sebastiano non avesse proprio potuto portare i coltelli nella pescheria presente all'interno della Galleria Rossoni in Corso Italia 9, poiché a quell'ora Sebastiano si trovava in un'altra parte della città. Lo dicono le celle telefoniche. Esce infatti da casa alle 7:45 e dalle 7:54 minuti e 13 secondi aggancia la cella di via Bonomea alla volta della pescheria di Opicina. Quindi, se i coltelli non li ha portati la mattina presto, può averli solo portati la sera prima, ovvero il 13. Ma allora cosa succede tra le 18 e le 18:24 del 13 dicembre? Succede che alle 18 i coniugi lasciano la casa di via Verrocchio 2 per andare alla cena dagli amici rumeni. Lo dicono i passi del telefono di Liliana, che segnano 177,12 metri, ma prima di andare là fanno una piccola sosta. Dove? Tra le 18:23 e le 18:24 del 13 dicembre, il telefono di Sebastiano aveva agganciato le celle di via Carducci e Campo Belvedere, celle che, verosimilmente, collocavano il telefono nell'area della pescheria di Galleria Rossoni. Certo. È vero che la pescheria il lunedì sera era chiusa, ma è vero anche che la galleria la sera rimaneva aperta e che tutti i lunedì sera fino alle 21 si faceva la degustazione dei vini. Poi i coniugi vanno a cena, alle 19 sono già a casa degli amici. Iniziano a mangiare intorno alle 20 e alle 22 i coniugi lasciano la casa degli amici per far rientro alla propria abitazione di via Verrocchio 2. Anche qui lo dicono i passi del telefono di Liliana, che segnerà 144 metri. Ma come? Meno dell'andata? All'andata 177,12 metri e al ritorno 144? Questa discrepanza di passi sta a significare solo una cosa, che effettivamente prima di andare alla cena dagli amici devono essersi diretti prima da qualche altra parte. Dove? Nella Galleria Rossoni? Se i coltelli nella pescheria della Galleria Rossoni sono stati portati la sera prima, l'ultima pescheria visitata per la consegna dei coltelli, il 14 mattina, risulterebbe essere quella di via Economo 14 con la cella agganciata alle 8:48 minuti e 14 secondi di Riva Traiana Molo Quinto Porto Nuovo. Ma allora alle 9:04 minuti e 18 secondi, quando il telefono del signor Visintin aggancia la cella di via Carducci, non è che per caso si trova dalle parti di via Cesare Battisti? In effetti, durante l'arco temporale intercorso tra il primo ed il secondo aggancio delle due celle, vi sarebbe un buco di 15 minuti nel quale l'utenza del signor Visintin non ha agganciato alcuna altra cella e pertanto non è possibile stabilire il percorso fatto dall'uomo in quel quarto d'ora, men che meno che si trovasse nei pressi della Galleria Rossoni. Potrebbe essere anche altamente probabile che possa essersi incontrato con Liliana, data la vicinanza dell'antenna di via Carducci alla via Cesare Battisti e dato che dal punto in cui Liliana attraversa le strisce pedonali in piazzale Gioberti, alle ore 8:50 minuti e 16 secondi, la stessa avrebbe potuto impiegare 24 minuti per raggiungere il negozio di via Battisti 20, giungendola alle 9:14 minuti e 16 secondi, ma anche con qualche manciata di minuti in meno, data la velocità del passo di Liliana. Tutto questo, dando sempre per scontato che chi stia attraversando quelle strisce pedonali in piazzale Gioberti sia Liliana Resinovic. Sebastiano mi ha raccontato che quella mattina avevano fatto colazione insieme, poi lui era uscito di casa verso le 8 e Liliana come d'abitudine lo aveva salutato dalla finestra ancora in pigiama. Aggiungendo che aveva notato che Liliana aveva fatto il letto,
messo a stendere il bucato e portato via l'immondizia. Gabriella riferisce che Sebastiano l'aveva avvisata che Liliana era uscita via con la spazzatura. Viene da chiedersi come mai Sebastiano la sera, quando fa la denuncia, non riporta questo importante dettaglio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.